Sì, ce l'ho qua per lei, per me. Sì, ce l'ho. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. A pagina 4 del libretto troviamo l'inno a Sant'Augusta, faremo le prime 2 strofe. Vergine Augusta, martire fedel, tu che da Cristo fosti prescelta un dì, la tua fedeltà nel sangue si bagnò e germogliò. Tu che nel cielo con i santi stai e per noi deboli interceder puoi, ascolta chi nel dubbio e nel dolor a te ricor. Vergine Augusta, martire fedel, tu che da Cristo fosti prescelta un dì, la tua fedeltà nel sangue si bagnò e germogliò. Se il nostro passo incerto diverrà e la stanchezza facile verrà, forza e sostegno noi ti domandiam ed invochiam. Vergine Augusta, martire fedel, tu che da Cristo fosti prescelta un dì, la tua fedeltà nel sangue si bagnò e germogliò. Possiamo sedere. A pagina 14 troviamo i salmi dei Vespri, ci uniamo e ci alterniamo al solista. Si compie la beata speranza, si manifesti la gloria del nostro Salvatore. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia salvezza. Insieme. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa, non potrò vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo,
per abbatterlo tutti insieme, come muro cadente, come recinto che crolla. Tramano solo di precipitarlo dall'alto, si compiacciono della menzogna. Con la bocca benedicono, nel loro cuore maledicono. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia salvezza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa, non potrò vacillare. In Dio è la mia salvezza e la mia gioia, il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio. Confida sempre in Lui, o popolo, davanti a Lui effondi il tuo cuore, nostro rifugio è Dio. Si sono un soffio i figli di Adamo, una menzogna a tutti gli uomini, insieme sulla bilancia sono meno di un soffio. Non confidate nella violenza, non illudetevi nella rapina. Alla ricchezza anche se abbonda, non attaccate il cuore. Una parola ha detto Dio, due ne ha udite, il potere appartiene a Dio, tua Signore è la grazia. Secondo le sue opere, tu ripaghi ogni uomo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Si compia la beata speranza, si manifesti la gloria del nostro Salvatore. Fa risplendere su di noi il tuo volto, donaci, o Dio, la tua benedizione. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio il nostro Dio. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fa risplendere su di noi il tuo volto, donaci, o Dio, la tua benedizione. In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui.
Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. Cristo è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, e prima di tutte le cose, e tutte in Lui sussistono. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Egli è il capo del corpo che è la Chiesa, è il principio di tutto, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose. Piacque a Dio di far abitare in Lui ogni pienezza, per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificare con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui. Carissimi, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze. Insieme. Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze. Sono introdotte nel palazzo del re alla festa di nozze. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze. Ci alziamo in piedi. Rallegratevi, i vostri nomi sono scritti nel cielo. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rallegratevi, i vostri nomi sono scritti nel cielo. Celebriamo con gioia il Signore Gesù che ha esaltato la verginità scelta per il regno dei cieli e rivolgiamo a Lui la nostra preghiera. Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica. Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica. O Cristo, tu sei l'unico sposo della tua Chiesa. Hai voluto che ti comparisse davanti come vergine casta. Rendila sempre santa e immacolata, preghiamo. Signore, le sante vergini ti vengono incontro con le lampade accese. Non permettere che manchi mai alle anime consacrate la luce della tua fedeltà e del tuo amore, preghiamo. Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica. Signore, per te la Chiesa Vergine Madre ha conservato intatta la sua fede. Dona a tutti i cristiani di rimanere fedeli alla tua parola, preghiamo. Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica. Tu che ci dai la gioia di celebrare il glorioso ricordo della Santa Vergine Augusta, fa che possiamo sempre allietarci della sua intercessione, preghiamo. Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica. Tu che hai accolto le Sante Vergini al tuo banchetto nuziale, ammetti i fedeli defunti al convito delle nozze eterne, preghiamo. Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. o Dio onnipotente e misericordioso, tu hai mostrato anche in una fragile fanciulla la tua forza e nella sua giovane età hai fatto risplendere le ricchezze della tua grazia. A noi, che celebriamo la festa di Santa Augusta, Vergine e Martire, concedi benigno di essere aiutati dalla sua protezione per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito.
ci benedica e ci accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Dopo questo momento del vespero, perché comincia da questa sera la festa, la solennità, qui in questo luogo di Santa Augusta, ci prepariamo per la Santa Messa. Con il canto iniziale metto i paramenti e iniziamo. Tempo fermo nel cielo, mentre viene la sera, i dolori dei cavi, nell'amore del sole, c'è la musica piana, come il vento del mare, che ti prende le mani e le congiunge nell'armonia. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti a questa celebrazione liturgica, segno della devozione che tante persone, voi ne siete una piccola parte, nutrono per questa giovane ragazza, come abbiamo pregato, nella quale si è manifestata, nonostante la debolezza, la fragilità dell'età, si è manifestata la potenza di Dio. Il Prefazio dei Martiri dice: la tua potenza che si manifesta negli inermi, quelli senza armi, doni agli inermi la forza del martirio. E davvero il martirio ha sempre stupito, ha sempre meravigliato coloro che assistevano a questo evento, perché una persona riteneva il Signore Dio più importante della sua stessa vita. Non c'è testimonianza più grande. La parola martire vuol dire testimone. Ed è significativo che questa parola testimone sia stata data dalla tradizione cristiana in modo particolare a coloro che hanno dato la vita. Sono i testimoni per eccellenza, nessuno più di loro testimonia la fede in Gesù. Ringraziamo il Signore per il dono di questa giovane, vergine e martire, testimone, e la invochiamo come patrona sulla nostra città, su Serravalle in particolare e su tutta la nostra città. Con questi sentimenti iniziamo la messa, chiediamo con umiltà che il Signore purifichi il nostro cuore e ci renda meno indegni di celebrare i santi misteri. Confesso a Dio Onnipotente E a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico alla Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli,
di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore e Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio e Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio Onnipotente e misericordioso, tu hai mostrato anche in una fragile fanciulla la tua forza e nella sua giovane età hai fatto risplendere la ricchezza della tua grazia. A noi che celebriamo la festa di Santa Augusta Vergine Martire, concedi il benigno di essere aiutati dalla sua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: Profetizza su queste ossa e annuncia loro: Ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi.
La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza lo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia lo spirito. Così dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi, e ritornarono in vita, e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano dell'oppressore e ha radunato da terre diverse, dall'Oriente e dall'Occidente, dal settentrione e dal Mezzogiorno. Rendete grazie. Alcuni vagavano nel deserto su strade perdute, senza trovare una città in cui abitare. Erano affamati e assetati. Veniva meno la loro vita. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Nell'angustia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angosce. Li guidò per una strada sicura perché andassero verso una città in cui abitare. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, perché ha saziato un animo assetato, un animo affamato ha ricolmato di bene. Insegnami, Signore, i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi. E sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo.
qualche pensiero a partire da queste letture che sono quelle del giorno, erano troppo belle per cambiarle. Partiamo dal Vangelo. Maestro, qual è il grande comandamento? Non si capisce bene perché questo costituisca un mettere alla prova Gesù. Si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Non si capisce. Comunque Gesù dà una risposta molto bella, proprio attingendo all'Antico Testamento. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Cuore, anima, mente, tutto. Uno dice, ci mancherebbero le mani, certo, le opere, ma c'è già. Ed è bello capire che il comandamento grande, non dice il grande comandamento è l'amore a Dio. L'amore a Dio. Non perché noi siamo bravi, ma per corrispondere al suo amore. L'abbiamo appena ripetuto molte volte. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Il suo amore è per sempre. Il nostro cerca di corrispondere. Ecco. Quindi è molto bello e consolante che il cuore da cui dipende tutto, da questi comandamenti, poi dirà l'altro comandamento è simile, ama il prossimo tuo come te stesso. È chiaro, se ami Dio non puoi non amare anche il prossimo, perché anche il prossimo è creatura di Dio, figlio amato come sei tu. Tu sei un figlio amato, l'amore del Signore è per sempre, rendete grazie, corrispondi a questo amore. È consolante, diciamo. Non è facile, questo no, non è facile, però incentrare, sapere che tutta la nostra fede, tutta la nostra religione cristiana incentra come suo cuore tutto sull'amore, non sulla bravura, non sull'intelligenza, non sul prendere voti belli, sul far soldi, sull'amore. L'amore è alla portata di tutti, se ci pensiamo. È ciò che è più possibile. Tutti può amare anche un bambino, può amare un anziano, può amare una persona semplice. Ecco, quindi è molto bello. Sant'Augusta, una giovane ragazza, ha fatto proprio suoi questi due comandamenti che sono... lei ha amato il Signore con tutta se stessa, anzi per certi aspetti, ha amato il Signore più di se stessa. E proprio per questo è una testimone. Addirittura ha messo il Signore e il suo amore a cui corrisponde prima ancora della sua vita. Martire, testimone di un amore a cui lei ha creduto sul serio. Provate a pensare, se noi credessimo, parlo per me, ma se io credessi davvero all'amore del Signore fino in fondo, per certi aspetti io cambierebbe la mia vita, e che a volte dubito, dico, sì, l'amore del Signore, ma devo mangiare prima, l'amore del Signore sì, ma devo far bella figura, l'amore del Signore sì, ma vedete, se noi credessimo all'amore del Signore molto cambierebbe la nostra vita, saremmo più sereni, saremmo più gioiosi, saremmo più capaci di voler bene agli altri, saremmo più capaci di perdonare, saremmo più capaci di metterci a servizio, saremmo più capaci di essere gratuiti nel modo di porre, più liberi, perché l'amore del Signore dà libertà, sì, libera dalla paura. Ma chi ci aiuta ad amare Dio con tutta la mente, con tutto il cuore, siamo noi capaci? Ci accorgiamo che non siamo capaci. C'è una risposta: lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo. Questo amore di cui parla Gesù, l'amore a Dio con tutta la mente, cuore e anima, e l'amore al prossimo come noi stessi, è frutto dello Spirito Santo. Noi a volte sentiamo che siamo anche capaci di fare qualche gesto di amore con le nostre risorse, ma poi ben presto, lo diciamo tutti, diciamo sempre a me tocca. Neanche a grassi e il megadito. Chi me lo fa fare? E così ci stanchiamo, non siamo capaci di continuare. Chi ci dà la continuità? Lo Spirito Santo. E abbiamo sentito quella meravigliosa lettura di Ezechiele, no? La visione delle ossa inaridite e lo Spirito
che le ha rivivificate. Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. A volte siamo noi morti perché non riusciamo a voler bene né a Dio e agli altri, siamo chiusi in noi stessi come di un sepolcro. E a volte capita, magari noi amiamo moltissimo noi stessi e gli altri diventano strumenti per noi stessi, ma è rinchiuderci in un sepolcro. Io vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio, farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Ecco, Santa Augusta certamente è stata animata dallo Spirito Santo e si è lasciata guidare e riempire, e proprio per questo ha trovato la forza di mettere Dio al primo posto, addirittura prima della sua vita, e amare i poveri e amare gli altri. Ci sono quelle bellissime scene, no, che ricordano Augusta che è andata a distribuire il pane ai poveri, è stata scoperta e hanno trovato che al posto dei pani c'erano i fiori, ma l'intenzione era quella, rischiando la vita, guidata dallo Spirito. E allora a questo punto noi facciamo nostra quelle bellissime parole che abbiamo letto e sono state lette prima del Vangelo, che voglio rileggere perché dicevano così, perché a volte scivolano via senza neanche: insegnami, Signore, i tuoi sentieri. Sono questi i sentieri che il Signore, insegnami, Signore, o Spirito Santo, insegnami. Ecco la sapienza, primo dono dello Spirito Santo. Insegnami questi sentieri, queste strade, guidami nella tua fedeltà. Tu che il tuo amore è per sempre, guidami a corrispondere. Tu sei l'amore fedele, aiutami a corrispondere, guidami a scoprire e a corrispondere alla tua fedeltà, e istruiscimi. 3 verbi: insegnami, guidami, istruiscimi. Bellissimi. Abbiamo bisogno veramente anche noi di chiedere sempre: Signore, insegnami i tuoi sentieri, dammi la tua sapienza e guidami, accompagnami, sostienimi. Santa Augusta è stata guidata e sostenuta dal Signore, certo, ma anche dalla sua nutrice. E molte volte il Signore si serve di altre persone per istruirci, per guidarci. Non è che ci telefoni in diretta o ci mandi un WhatsApp, ci istruisce attraverso tante altre persone, magari anche una persona semplice, il nostro fratello, la nostra sorella, nostra mamma, nostra zia, nostra nonna, il prete, una suora, un catechista. Il Signore, istruiscimi, fa che io mi lasci istruire, mi lasci educare e così guidare in questi sentieri che conducono alla vita per sempre. Perché questi comandamenti non ci sono dati come un peso, ci sono dati come un dono, perché noi possiamo veramente vivere come Santa Augusta, che ha dato la sua vita percorrendo questi sentieri, certa che il Signore le avrebbe risuscitata, avrebbe donato la vita eterna. Chiediamo proprio questo dono attraverso l'intercessione della nostra patrona. Rinnoviamo la nostra professione di fede con il simbolo apostolico. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Fratelli e sorelle, perché con l'aiuto e l'intercessione di Santa Augusta la Chiesa di Cristo illumini il mondo con la testimonianza della fede, preghiamo insieme dicendo: conforta il tuo popolo, Signore. Signore, perché i cristiani perseguitati in ogni parte del mondo, sostenuti dalle preghiere di tutta la Chiesa, abbiano la forza di rimanere fedeli a Cristo crocifisso, preghiamo. Conforta il Signore. Perché i giovani, sulla testimonianza di Santa Augusta, riscoprono il desiderio di una più salda adesione al Vangelo, preghiamo. Perché i persecutori della Chiesa non restino alla grazia di Dio, di Cristo, e rifiutando ogni violenza, accolgono la forza benefica della verità, preghiamo. Perché sappiamo affrontare con pazienza ogni sofferenza e persecuzione a causa del Vangelo, fiduciosi nella beatitudine promessa da Cristo, preghiamo. O Dio, premio e corona dei martiri, che hai voluto salvare il mondo attraverso il sacrificio di Cristo tuo Figlio, aiutaci ad imitarlo nel dono della nostra vita a favore dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli i nostri doni, o Padre, questo memoriale dell'infinito amore del tuo Figlio e l'intercessione dei tuoi santi ci confermino nella generosa dedizione a te e ai fratelli per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella testimonianza di fede dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa con la forza creatrice del tuo Spirito, e doni a noi tuoi figli un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci spronano e ci sostengono nel cammino della vita.
perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Santa Augusta nostra patrona, San Pio X e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Riceveremo la Santa Comunione restando al posto. Chi desidera fare la comunione resti in piedi e mostri le mani.
Preghiamo. Signore, che hai glorificato Sant'Augusta con la corona della verginità e del martirio, per la comunione a questo sacro convito donaci una forza nuova, perché superiamo ogni male e raggiungiamo la gloria del cielo per Cristo nostro Signore. Prima di concludere questa celebrazione, invito a prendere in mano il libretto dei Vespri a pagina 11 per la terza parte delle preghiere del Triduo. Ci alterneremo tra la voce del sacerdote e l'assemblea. Pagina 11. Santa Augusta, tu che hai subito con coraggio e letizia la prova del fuoco che doveva tormentarti e distruggerti, Fa che si spenda nel mondo d'oggi e tra di noi il fuoco distruttore dell'odio e si accenda il fuoco dell'amore che Gesù è venuto a portare sulla terra. tu che hai affrontato il taglio della testa di spada con il coraggio e la fede dei martiri antichi e contemporanei, Fa che il tuo sangue caduto nella nostra terra diventi seme di nuovi cristiani, capaci di te di dare la vita per rimanere fedeli ai valori umani e cristiani e di essere capaci di sacrificarsi per costruire una società più fraterna. tu che hai fatto parte di un popolo di immigrati pagani e hai testimoniato a loro la nuova fede in Dio Padre e nel Vangelo di Gesù, Attraverso la testimonianza della carità sappiamo offrire a quanti sono giunti in mezzo a noi da un paese straniero la nostra vera ricchezza, la fede in Dio Padre misericordioso e in Gesù fratello di tutti e presente in tutti. tu che dopo 1500 anni continui ad offrire ai devoti la tua giovane e intrepida testimonianza di fede e di amore a Cristo Gesù. Ora te non favori, ma la tua intercessione presso Dio, per ravvivare l'amore delle nostre famiglie, la coerenza nella fede nelle nostre comunità, per realizzare nel mondo la missione di Gesù di annunciare e restituire agli uomini Dio come Padre misericordioso e gli uomini alla famiglia di Dio. O singolare esempio di virtù, gloriosa Sant'Augusta, per quella viva fede da cui foste animata fin dalla giovane età e che ti rese così gradita a Dio da meritare la corona del martirio, ottienici la grazia di conservare intatta la fede e di professarci sinceramente cristiani non a parole ma con le opere, affinché, testimoniando Gesù davanti agli uomini, egli sia verso di noi e verso le nostre mancanze misericordioso e benigno. Insieme, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, nel principio, ora e sempre. O Santa Augusta, martire coraggiosa, grazie alla ferma speranza che hai avuto nell'aiuto divino, tu non ti turbasti, poiché eri fermamente abbandonata alla volontà di quel Dio che manda i suoi angeli per proteggere quelli che in lui confidano. Con la tua intercessione ottienici da Dio la grazia di custodire gelosamente la purezza, affinché alle nostre mancanze non aggiungiamo la sfiducia verso la misericordia divina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Vergine forte, purissima Sant'Augusta, la carità ardente non scomparve mai in te. Ottienici da Dio che si estingua in noi ogni fiamma non pura e arda soltanto il fuoco che Gesù Cristo venne ad accendere qui in terra, affinché, dopo aver vissuto con purezza,
possiamo essere ammessi alla gloria che meritasti con la tua purezza e con il martirio. Gloria al Padre, al Figlio e al Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, e sempre. Solo ancora un breve istante. Mi sorprende davvero in questo anno 2020 la possibilità e il fascino di poter celebrare Santa Augusta questa sera, domani e anche in queste domeniche, di domenica in domenica, a partire da quell'ultima domenica di maggio, quando c'è stata la possibilità di ritrovarci insieme come comunità cristiana. Davvero, io desidero, dopo questa sorpresa, desidero dire grazie al Signore e dire grazie a tutti coloro che rendono possibile il rinnovarsi di questa devozione per noi importante. In questo anno questa povertà, per così dire, che non ci concede più di tanto di stare all'interno, ma ci ha obbligati e ci ha spinti fuori, come anche chiede Papa Francesco, davvero abbiamo trovato una possibilità nuova. Questo ci ricorda che nel cammino della vita della Chiesa non dobbiamo aggrapparci alle forme esteriori, ma dobbiamo restare fedeli nell'amore e nella fede di Gesù che abbiamo ricevuto in dono attraverso anche la testimonianza di questa forte fanciulla. Al termine della celebrazione non è possibile dare il bacio alla reliquia, la prima forma di supplizio, lo strappo dei denti. Se lo desiderate, con piena libertà e mantenendo le distanze previste, ecco, è possibile onorare la reliquia della Santa presentandosi e facendo un inchino. Davvero grazie innanzitutto a Gianni Carminati, che da secoli porta avanti la tradizione di Santa Augusta, a Lucia e agli altri che lo affiancano in questo compito, alla Tenda TV che ancora una volta anche nel tempo dell'isolamento ci ha permesso di mantenere viva la comunicazione, al coro Conegliano e al suo maestro Diego Tommasi, al diacono Lorenzo, a Don Marco e a tutti coloro che nei vari servizi danno la loro parte per tutto questo. Eccellenza, grazie perché lei ci rende qui presente in mezzo a noi il fondamento della Chiesa Apostolica. Grazie Don Michele, mi aggiungo anch'io ai ringraziamenti che ha rivolto, non li ripeto, ma effettivamente ci sono tante persone da ringraziare perché voi anche che avete avuto il coraggio di venire su e siete stati qui presenti a tutta questa preghiera. Ecco, saluto tutti quelli che attraverso le onde di Tenda TV si sono messi in comunicazione con noi, penso siano parecchi, e anche a loro il nostro saluto e la nostra benedizione. Il Signore sia con voi, e con il tuo spirito, sia benedetto il nome del Signore. ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Per intercessione della Santa Vergine Martire Augusta, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Date gloria a Dio con la vostra vita, andate in pace. Quando son giù col cuore un po' stanco, quando la vita mi dà dolore, io resto qui, attendo nel silenzio che tu ti siedi.
e allor con te